Abbiamo l'edicola, buongiorno, della provincia di Padova. Il 9 maggio partiamo con il mattino, come sempre. Scuola, il grande esodo, oltre 400 in pensione. Sono gli insegnanti, gli impiegati e i bidelli che se ne andranno alla fine dell'anno scolastico. Preoccupati i sindacati, ma il provveditore Natale rassicura nessun disagio. Sotto nella foto notizia, operai senza protezioni, il cantiere urbano per l'efficientamento energetico delle case Ater. Vedete che di spalla Giustina Destro, la nuova presidente del VIM. Sotto invece il rispetto raccontato dagli street artist su 40 muri. E poi ci sono le notizie di spalla: in concessionario rapinato da 2 banditi armati di pistola, 16enne pestato, la verità nel video della discoteca, il sindaco inaugura la palestra fantasma, questo a Solesino. Andiamo a vedere cosa dice il Gazzettino. Riforme, i paletti del governo, la notizia naturalmente di centro, quella che è nazionale, parte il confronto Meloni all'opposizione, siamo condivisi oppure le facciamo da soli queste scelte. L'Altolà, non accetto atteggiamento venetiani o dilatori delle 3 ipotesi, insomma. Qui è politica nazionale. Ultra Udinese, Daspo shock fuori dagli stadi per 10 anni, in A27 contro mano gravemente malato e patente scaduta, quella dell'incidente di cui si parlava ieri. Confessa dopo l'omicidio al bar: sono stato io. Queste sono le notizie che riporta il Gazzettino. Andiamo sul Corriere del Veneto. Possamai e Rucco, le 2 corazzate della grande sfida di Vicenza. Ma andiamo al centro, autonomia, il giorno dei saggi. Si insediano gli esperti che definiranno i LEP. Il fronte del no s'allarga, 65.000 firme per fermarla. E poi nella fotonotizia c'è una bella foto degli alpini, 40.000 alpini venete verso Udine, patto contro le molestie, il nuovo passaporto solo nel 2024. È arrivato questo caso. Se volete andare a fare un passaporto diventa sempre più difficile. Questa è una cosa che sta uscendo, se ne parla sempre di più. La prima pagina di Notizie Plus vedono che controlli la Peta nel Padovano, sanzioni e denunce, e poi altre notizie che troverete naturalmente andando a sfogliare la pagina del nostro giornale web che trovate regolarmente tutti i giorni.